Bisogna dire che la dogaressa di Venezia, per come la conosciamo noi e quindi in quello che è diventato l'immaginario collettivo, anticipa sostanzialmente quella che è la figura della First Lady americana. Tanto quanto la First Lady americana, anche la dogaressa non era coinvolta in impegni di governo, ma era tutta così protesa in opere di carità, di beneficenza, di sostegno agli indigenti e alle classi più povere sostanzialmente, ma non solo, anche le arti e i mestieri, le corporazioni si rivolgevano a lei per opere di patronato. Ecco, in questa misura possiamo ben dire che la dogaressa anticipa la figura della First Lady americana. Beh, Banca Prepri San Biagio nella sua missione è quella, diciamo così, di valorizzare tutte le iniziative del territorio. Questa del Palazzo Vescovile di Portogruaro è una delle iniziative importanti, è già la seconda mostra che noi sosteniamo e ci fa particolarmente piacere anche che quest'anno l'argomento sia dedicato alla figura femminile. Figura femminile che in un momento storico come quello attuale merita, diciamo così, una attenzione particolare perché ci sia una valorizzazione di tutti i messaggi che si vogliono dare e quindi noi cerchiamo di dare sostegno a livello culturale a iniziative di questo tipo. Beh, questa è una mostra che ha anche una valenza sociologica e antropologica perché consente anche di esplorare e di comprendere meglio nel tempo il ruolo che le donne, le dogaresse, hanno avuto nell'ambito della storia veneziana, ma anche quelle che sono le relazioni più intime, familiari, che hanno in qualche modo determinato anche scelte di vita e anche inciso su quella che è la storia di un contesto, di un territorio. Sì, è quella che in mostra abbiamo chiamato le dogaresse portoghesi. Sono 3 donne vissute in epoca diversa. Isabella da Passano della Frattina vive nel Cinquecento, fu in qualche modo inquisita dal Sant'Uffizio perché si diceva allora in odore di eresia, fu imprigionata per 2 anni, ma qual era la sua caratteristica? Era una donna che aveva una formazione culturale molto forte e quindi si distingueva un attimino dalle altre donne e questo faceva sì che avesse anche un atteggiamento di supponenza e certamente non si piegava a, come dire, stili di vita e comportamenti che erano più legati ad una moralità, una visione bigotta. Lucia Memmo intraprende accanto al marito Alvise Mocenigo, che sarà poi il fondatore di questa città ideale di Alvisopoli, e quindi una donna che diventerà cortigiana presso la corte degli Asburgo prima e poi in Francia. Quindi sono tutte donne per arrivare a Marta Marzotto che pur non essendo veneta o veneziana di nascita ha vissuto qui a Portogruaro negli anni 50 e sicuramente è stata ed è ancora ricordata come un'icona di stile.